In sa questione dei useggio in su Parlamento europeo a sa Sardigna, pro come impossibile che Pietro Bartolo, eletto in sa circoscrizione Sardegna-Italia Centrale, ha deciso di separare cussa insulare, negando esa possibilità a su sindico di Nugo Andrea Soddu di andare a Strasburgo, est intervenio Luciano Uras, presidente del campo progressista. Andrea Soddu e chi nissu tottusa lista progressista e democratica ha piccao pro votoso desu primu deso schino su nistaus elettos in sa circoscrizione centro e assumatessi tempo su est espressione di un territorio che in problema grave de collegamento che non potete essere rappresentato in Europa da chi non vivete e conoscete esa realtà desarda, iscrivete Uras. Realtà de diversa a meda de cussa siciliana, che può contare supra duos parlamentari democratico de grande valore che ha Chinnici e Bartolo. Procussu, pedinde a Bartolo dei separare esa circoscrizione centro, pro permettere a Andrea Soddu di diventare parlamentare europeo di attesser giusta e funzionale a sa battaglia europeista. So convinto, ata concluiu Uras, che questa questione meressa ta un approfondimento sia ta de Nicola Zingaretti e desa coalizione che ha appoggiata la lista unitaria sia ta de Bartolo su tempus iabeste. Sa Sardegna este una desa regiones italianas prur virtuosas pro su che pertoccata s'impreu de su territorio, ma in pericolo bisunu sa zona ruralese. In su 2017 sa terra impreada in Sardegna esti stata pari a su 13,7% de tutto su territorio, contra sa media italiana de su 7,7%. In sos ultimos quimbannos sa percentuale esti stata de su 1,8% in linea che in s'andamento nazionale. Son numeroso s'accatana in una relata desa CNA Sardegna che sottolinea come so 90.000 eteros impreaus in Sardegna siano frutto di un modello che viesa gente e separande de stare mescamente in sostrettos costerinos in sorue mare. Ma a peri in s'impreu desas costas sa Sardegna normale posta rispetto a regiones che hanno sumatessi tanto del litorale e potenzialidades turisticas nata sa CNA. In Sardegna spezzi su esprochentu de su territorio impreau chi s'accattata in sas costas a 300 metri de sorue mare. Un atteru dato positivo prosa CNA estesa percentuale del territorio che non è agricolo su 48% contra sa media nazionale de su 43%. Sa CNA sottolinea che dai su 2 su 2 che esos terrinos agricolos su nu creschior de su 3%, mentre in su resto d'Italia il minimao de su 2,4%. Su dato negativo este che in una regione ove su pastorio est una parte manna des economia, su 60% de esos terrinos agricolos siano impreaus pro paschere a fronte di una media nazionale de su 26,7%. Su fatto che sa coltivazione de pregiu che a binzas, olivarios e cunzaos siano pacasa, assicurato un livello minimo de tutela de stabilità de esos terrinos rurales e chi curen a riscoso che a cussu idrogeologico ma peri de mudare impreu o de essere abbandonaus. Estempur de bilancios pro su nucleo de tutela patrimonio culturale de sa Sardegna che hoia presentao paris a sa soprintendenzia su resumo des attividades fatte in su 2018 che in su recupero de belle tremizza benes culturales e intre repertos archeologicos, benes archivisticos e librarios, benes ecclesiasticos e operar de arte frassas, che in banta persone sono state denunziadas a sa autoridade giudiziaria. Intre sas operazioni e prus importantes su recupero de 389 repertos archeologicos sequestrados in s'ambitu de esas attividades de controllo appositas fattas in collaborazione con sor funzionarios archeologos de sa soprintendenzia de Casteddu. Intre esos repertos de duas collezioni privadas a uno scantor bronzettor de epoca nuragica, prendas e ceramicas de sa sculturas nuragica, punica e romana. Su sequestru fatto in un antiquario de Casteddu de 39 benes ecclesiasticos furaos in su mese de marzo de su 2018 in una cresia de campagna de Arborea e su recupero de un documento de archivio de su 1592 torrao a s'archivio storico diocesano de Aristanisi. Poniemente ammus 6 milioner de resoner bonasa. Custas sas paragulas is separadar da esos sindacaoso SPCGL FNPC le Will pensionaoso che procrasan organizza una manifestazione nazionale in Prata Giovanni in Roma pro pedire a su governo nazionale de mudare esas politicas economicas, previdenziales e de assistenza sanitaria pro sos pensionaoso che in custos ultimos annos sono stados penalizzados da esas misuras economicas mandadas ad ennantir de esos governos passaoso. Sas misuras
annunziadas da su governo che a quota 100 e a sospensione de cittadinanza hanno deluso sospensione aus italianos, mentre regalus i va che intendere sos effettos negativos desa legge Vornero. Finza sos sindacaos PCGL, FNPCs le Will pensionaos de Nugoro hanno appiccare parte a sa manifestazione de Roma che induna delegazione. I sintiri desa mobilitazione territoriale pro ammaniare cussa de Roma sos sindacaos de sospensionaos hanno sottolineato spunto di un'avvertenza a chi su governo non ha galo affrontau. Uno è stesa questione di svalutazione desa spensione, sateru per toccat una rivoluzione culturale in s'assistenza, partendo da desa previdenza pro aere peri numeroso reale supra su gasto previdenziale italiano. Su governo procommo in questa questione noata mostrau interesse impinnau come testa a mandare addennanti sordos provvedimentos de su Movimento 5 Stelle e desa Lega, reddito di cittadinanza e quota 100. Sa Commissione Autonomia e Riforma sa desu Custizio regionale, presedia da Pierluigi Saiu, sata a riunire su Chimbe de Lampadas e atta a intendere in audizione a s'assessore regionale desosente locale, Squiri Cosanna. Su presidente Saiu atta sottolineau che este su principio di un percorso che atta a mandare ad innanti sa prima commissione e che atta a sicire chi in sos associos desos comunes e desos sindicos a maniera particolare desos comunes pur minores. È necessario definire che in precisione cali sono sos problemas plus urgentes de esorbere prosos comunes sardoso e ponere esar fundamentas per una riforma complessiva desos entes locales e a nausa iu, chi mogata proprio desas comunidades desa Sardigna chi sono umedas. Questo è su primo passo in un percorso di riformas che nos atta impinare pro totus os chimbannos. Sa riforma desos entes locales atta sottolineausa iu sono necessarias a prodare a sos comunes a possibilidade de aere plus istrumentos pro esorbare sos problemas arfittianos desos cittadinos, pro che evocare esas differenzias chi caionan a spopolamento de sorgassos internos. Una desas quistiones pur difficiles este sa riforma desas provincias. Sa riforma desos entes locales a per mogere desa volontade desor cittadinos che hanno a tornare a esercitare su diritto de separare che lor depet amministrare a livello provinciale puru a nausaiu. A pustir di una base de commissariamentu, quando sa riforma asata a crompire, a esse sor cittadinos a bottare e separare. In commissione beste zai una proposta de legge che pertocca a istituzione desa provincia Gaddura. Sa prima commissione atta conclusa iu atta essere su motore desa riforma de custa legislatura.